Eccolo qua, partiti. In vantaggio Tushara davanti a Sunrise Spirit, Polar Game, Desert View, Eric the Fighter, Sprint Core, Parpelletta e White Flower. Dopo 300 metri di corsa, Desert View e Tushara conducono davanti a Polar Game, Sunrise Spirit, Eric the Fighter, Splint Core, White Flower e Parpelletta. All'inizio della curva passa Desert View davanti a Tushara, Polar Game, Sunrise Spirit, Eric the Fighter, White Flower, Parpelletta e Splint Core. Poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Desert View davanti a Tushara, Polar Game e Sunrise Spirit. I cavalli entrano in dirittura con Desert View in vantaggio, attaccata all'esterno da Tushara, Sunrise Spirit e White Flower. Seguono Eric the Fighter e Sprint Code, passa Sunrise Spirit davanti a Tushara, White Flower, Eric the Fighter e sempre in leggero vantaggio Sunrise Spirit davanti a White Flower per linee interne, Sprint Core e Tushara in vantaggio, Sunrise Spirit davanti a Sprint Core, Tushara e White Flower. Grande finale di Sprint Core, ma la vittoria la mette in salvo, così ci è sembrato, il numero 7, Sunrise Spirit. Pasquale Lepore puntualissimo nel rintuzzare proprio Carletto Fiocchi con Splint Core. Però Piero ci dice attenti, attenzione, rivediamolo insieme, grazie alle immagini di Laurente Pomponi. Scatto violentissimo di Splint Core, dovrebbe... Piero dice di stare attenti, allora noi stiamo attenti.